Beh, adesso, dopo sta canzone, naturalmente penso che non tutti l'abbiano capito che l'hai detto. Penso vorrei offendere niente, anche fatto polemiche. Adesso, naturalmente, è l'eco giusto che fa capire agli altri. Adesso, Turin, le popolari, se Turin, insomma, a causa dell'avvocato in faccia, insomma, mi ha messo. E le popolari, se gente, insomma, le arrivano da tutte le parti. Adesso, chi che lei frega, ogni tanto, è sempre Bernacca, non sente mai quando dice domani probabili venti dal sud, vado a Portanova e 20.000 tutti di che arrivo con la valese. A parte tutto che Torino è un gran lenzo così, è diventata una bella città, insomma, Torino ultimamente ha avuto un gemellaggio con Costantinopoli, là è Costantinopoli, Torino con Costantinopoli, ma abitate tutti insieme e fumano. Perché siamo quasi metà di noi. Beh, comunque, a parte tutto, se quei due non avessero qualcosa da dire, ne parliamo dopo, perché le brava già non tutti, ma quei due. E mi adesso non si capisce che vorrei camminare per un dialogo che tutte le volte un gruppo una fresa anche perché è sempre con là che cammina a dire, ah, fai il furbo, non ti so, tu lo sai se ti che mi ti aspetto fuori a te. Tu lo sai tu. Tu lo sai tu, bene, le cose che, non capito, l'unica cosa che dà me fastidio è che è tu. Tu lo sai, che si l'aspettava fuori, ha toccato ullo, ne? Ha toccato ullo. E mica in a testa appare su una certina, se ti fermi, sta cadendo, vedo, ma un Fred, al di dopo, e lo guardava dai vedere, cioè 3 di dopo lo guardava dai vedere, allora lì fuori, ha toccato una roba da matto. Al dottor Tivago, alla fine, poi uno ricorda, una giassa attaccata ai barbetti, tutto parai, no? Hai capito? E guardavo da lì, e gelacca, smiava un pipì, e poi passai la mattina al camion della Findus e la portavo via. Da allora la Findus vende anche i mandarini congelati. Mandarini congelati, a parte che costano neanche poco, i mandarini, da parte di tutto Dio, ne abbiamo una valanga. Arrivo, però. Beh, adesso vorrei appunto, io a Turin, neanche mantrappa proprio perché, ma a Turin insomma succede delle volte da assistere a quadri parare, per esempio l'ultimo arrivato, che si ferma con Civi, che tra l'altro vi con Civi, che neanche l'abbia proprio tanto, ma anche io più o meno portato, a ficcare una multa adesso. Sì, via Turin. Per fare il Civi è pas facile. Per conoscere i numeri, le target, Beh, l'unica cosa che vorrei dire, ieri avevo che le farmacifiche, anche che era giungiuta appena a Torino, bella adesso. Sai che quando giunge a testa a Torino, così, no? Ma hai visto che magari questo qua fermi il civice ci fa, c'eravamo su civice, ste si è offenduto un po'. Lo guarda e dice, prima di tutto chi sei lei? Chi sei lei perché sta andando altri come noi? Altri sono Nicolino Cocozza appena giungiuto adesso da Bitonto. Ebbene, dimmi un po', a parte questo bel sé, dimmi un po', dove vuoi andare Chiel? E vorrebbe andare all'Anafrica. No, guarda, forse Chiel Musso vuole andare all'anagrafe. Sì, quell'affare lì. Dove si trova l'Anafrica, scusa? L'Anafrica lei precciapa per lei, vai dritti così, vai fino in fondo, poi fai una goccia sulla sinistra, una goccia sulla destra, no? Quando sei arrivato avanti c'è un cavallo che va via. Quando sei passato il cavallo che va via, fai una goccia sulla destra e corso pescheria. Quando sei giungiuto in fondo di corso pescheria, naturalmente, lì acchiamendo un po' in giro, acchiamendo, il verbo acchiamendare con gli occhi, no? Acchiamendo in giro e guardi, non è belle lì, torni indietro, prendi il cavallo che va via, che viene di belle sé, no? Naturalmente, poi giri sulla destra, vai fino in fondo, ci chiama un altro che me lo sai nemo, so. Beh, è avuto che sì, Gianca Capì, tra l'altro, che sono mesi e mesi. Mesi e mesi. Adesso le ne perfetto, sempre polemiche, ma quando avevamo Turin, adesso sono più fiori che noi, perché avevamo Turin, noi magari andavamo in giro a cercare l'agenzia, niente, ti vuol dire che per arrivare a Turin, scendono dal vagone ferroviario, posano i fangotti alla stazione, così, e cominciano a girare col binocolo. Col binocolo, io lo guardo e fa, ma quello è un turista, no? Cerca l'alloggio, un camion guarda. Hai visto conget? Perché conget sarebbe derivazione di conception. Conget. Hai visto conget laggiù, un alloggio lì, va dentro, a spiasso e voilà. Sta ben pare. Mobili già componibili fatti durante il viaggio, naturalmente, no? Mobili agnesi con la cascetella, così si mettono tutti i mobili componibili. Poi conget, hai visto, ci stanno 3 bagni qua. Uno ci mettiamo un po' di terra, facciamo una cultura locale di Brescia.
Una cultura locale sarebbe, non so, 2 petrosini, un po' di tomatica, 2 cocozzi, quelle cose lì, e ci mettiamo pure dentro quelle piante, come si chiamano le piante? Le ciresi bianche e rosse, che mi chiamano belle sì, i sgraffignon. Comunque, a parte gli scherzi, adesso per esempio fanno un concorso, ma non so, dilettantistico, e se c'è qualcuno che va a fare il dilettante, sono queste, sai, in queste canzoni della Piola che cantano adesso, e io che sono giunto, che parlo piemontese, vorrei cantare appunto una canzone che si intitola Ti chiamava Prozzotto, Dio fa. Cioè, Dio fa... Non è che è blasfemo questo Dio fa tutto quello che vuole, Dio fa che mi venga fuori la voce, Dio fa che i cheat magari stanno bene a casa, Dio fa tutto, Dio fa. Questa parola Dio fa. Che un Dio là, viene qualcuno in bellezza e mi fa in giù della piola perché dici lì bestemmia. No, Dio fai lei, Dio fai voi. Comunque la canzone che vi canto adesso si intitola Ti chiamava Prozzotto. Una canzone di un amico mio qua, un certo Chios, Leo Chios di Torino, che l'ha scrivuta appunto perché la cantasse uno di questi piemontesi come me. Ti chiamava Prozzotto, una frase che adesso una volta non si poteva, cioè adesso dicono così ma ci parla tutto in italiano, una volta proprio la prendevi, la purilla, la pischerlo, no, la guaglione, così la stringeva a te e ci cominciava a dire sei un bel Prozzotto. Adesso che ci dice sei una bella peretta, che si parla tutto italiano. Come niente un fosse vi canto la canzone Ti chiamava Prozzotto. Ale, 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 a sombra tu sobre che fai di mate. Ale, lo sono becco sombra fai di mate. Tu ruga per viso una caffè non faccio mai solo te. Ci voleva ricomandare per cercare un para per sei sorelle che mai. Alle più di un mese e giro come un matto per poter te buttare le mani addosso. Se mi diciamo di l'angorgia mi ti faccio di sorge verde e ti faccio di gatta come un arile. Ti chiamavo Prozzotto ma adesiva mi vuoi bene e mi stasi che cordia senza un'ombra di gelosia mi puntava alla catena come un negro di Alabama ti portavi il netassina la scombrai anche il pigiama ti chiamavo Prozzotto da madesiva vita mia e mi bel come una sposa chiama un ratto andrendo a una tornea tu mangiamo smane e cottimo per comprarti il motoscooter ti cariave col beletti perché smiamo per i Cooper corno che un guarda un botto col tramvai che va in deposito dormo ma se mandormo stai pur certo che sogna a te chi diciamo un curvo sotto come riocca la menzogna come quando un caffè mugna mi ti pagavo gli agnolotti ti chiamava Prozzotto come ti si per me vuoi bene ti la vasca dall'ingotto e mi piostase dal nichele mi puntava la catena come un negro d'Alabama mentre ti col tuo playboy cantati e tanche da gai